una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Benvenuti in onda, ascolta questo botto, siamo qui per svelare ogni complotto. Benvenuti in onda, ascolta questo botto, siamo qui per svelare ogni complotto. A tenervi compagnia, di sicuro non è una spia. Benvenuti in onda, ascolta questo botto, siamo qui per svelare ogni complotto. A tenervi compagnia, di sicuro non è una spia. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben trovati a un'altra puntata di Auto da Fede del giovedì, ovvero una conversazione con l'amico e collega Max Del Papa che è in collegamento con noi. Buongiorno Max, parliamo con un po' di ritardo, anzi noi registriamo il pomeriggio prima questa puntata, non siamo in diretta, lo dico a beneficio di chi volesse intervenire e telefonare. Abbiamo una sfasatura solo di pochissime ore. Del resto, come diceva Eraclito, non tutto esiste e non tutto non esiste. Ed è la frase che incornicia la conversazione di oggi, naturalmente, nonché una delle frasi fondanti dell'etica giornalistica. Ho detto giusto, Max? Sì, l'etica giornalistica. Cominciamo col piede sbagliato, anzi, con non una... esiste niente. Sì, esiste quello che non c'è, cioè le balle. L'etica. La deontologia, sai che noi facciamo tutti i corsi triennali perché dobbiamo accumulare tanti bei punticini e dobbiamo essere aggiornati. Adesso hanno rifatto la carta deontologica, non so se l'hai letta, no? Sì, l'hanno riaggiornata, hanno messo dentro tutti quei nobilissimi principi che servono molto alla nostra professione, giusto? Sì, io mi sono tolto dall'ordine, quindi grazie a Dio ho un tumore di meno di cui occuparmi. Se c'è tutto questo spreco di principi deontologici, come mai il Corriere della Sera tirava con tanto di interviste a pagina la volata al locale delle Marchi e di questo la Cerenza, no? Dove si spacciava allegramente, del quale tu hai scritto con un bellissimo articolo proprio fresco di oggi, lo dico per chi ci ascolta domani, del 5 marzo, su ilgiornaleditalia.it. Tutti i link li trovate anche sul post della nostra pagina Facebook, i link alle testate, il Faro di Max Del Papa, il blog, nicolaporro.it, ilgiornaleditalia.it. Ecco, com'è che il Corriere della Sera tirava la volata a questa robaccia qui? Mi piacerebbe saperlo, perché c'erano proprio le paginate, no? Questa gintoneria. Ma lo sapevo io, lo sapevamo tutti che in quel posto lì era un antro delle streghe, cioè si praticava la qualunque. E il Corriere della Sera imperterrito, adesso vorrei sapere, qualcuno paga? O l'ordine, con tutti i suoi principi deontologici, rompeva solo le palle a me quando dicevo che Greta non era affidabile? E mi faceva quattro provvedimenti perché Greta non si doveva toccare. Da quanto tempo ti sei tolto dall'ordine dei giornalisti, Max? Saranno 5-6 anni, forse di più. Ecco, mi spieghi qual è la differenza tra esserci e non esserci lì dentro? A parte quelle differenze in positivo le posso facilmente immaginare, ma da un punto di vista appunto professionale, che differenza c'è tra esserci e non esserci? Io non ci sono mai stato per questo mestiere. L'unica cosa che si ricordano di me è quando mi devono chiedere il bollettino dei 100 euro all'anno e poi dopo quando devi pagare la previdenza per una pensione che non avrò. Io non avrò mai, perché non avendo mai avuto un contratto di assunzione non avrò mai altro che niente. Cioè pago, ma mi hanno sempre detto fino al primo giorno non avrai niente. No, direi che l'ordine è per quelli come noi. Tanto che io mi tolsi proprio perché ebbi un litigio con l'allora presidente dove chiesi ma come si spiega questa cosa che qui ci sono stamattina in questa sala almeno 200 schiavi che non avranno mai pensione, però voi fate entrare una serie di persone, Corona, all'epoca c'era la Lucarelli che non era iscritta eccetera, e questi fanno il lavoro e lo tolgono. E questo scantonò, mi diceva ma sai, noi vigiliamo, noi non possiamo, noi sembrava il Papa non possumus, non debemus. Allora dico vabbè, allora sai che c'è?
Siccome mi fecero 92 minuti di applausi per i Fantozziani, la cosa non fu presa bene, partirono subito con 4 esposti per Lesa Maestà. Lesa Maestà di che? Il presidente di allora era uno che ha parlato per 1 ora e un quarto di Luigi Necco, che era quello del calcio minuto a minuto, che l'aveva infilato dentro il giro. Dopodiché basta, me ne sono tolto. Io non sono mai esistito. Noi non siamo mai esistiti. Ho 60 anni, 35 anni che faccio questo mestiere. Mi hanno sempre detto che per me non c'era niente, salvo dover pagare. È un po' come l'Unione Europea. Voi pagate, non vi preoccupate. Adesso abbiamo 800 miliardi per il riarmo. L'Europa ha avuto 60 anni, 32-33 di Unione Europea consacrata per fare una difesa comune. Non l'hanno fatta mai. Adesso si svegliano che c'è Putin che vuole invadere la Val d'Aosta. Ecco, poi ne parliamo perché anche su questo hai fatto un paio di articoli estremamente interessanti, ma siccome siamo capitati in tema di deontologia professionale e giornalistica sul Corriere della Sera che tirava la volata a Vanna Marchi e alla figlia Stefania, ecco, tu le hai definite, senza girare intorno troppo alle parole, delle vecchie streghe. Ma streghe in che senso, ti voglio chiedere? Perché non è una semplice definizione colorita, diciamo, sottende qualcos'altro. E poi soprattutto tu hai colto un aspetto che mi interessa molto, anche credo interessi chi ci ascolta, cioè hai colto il motivo per cui, a tuo giudizio naturalmente, queste due figure hanno qualcosa di inevitabilmente collegato a un certo modo di sentire italico, cattolico, perdonistico, losco, laddove è garantista nel senso deteriore del termine, quel garantismo che finisce nel putrido, come scrivi tu. Ah sì, cioè queste qua giocano proprio sull'esorcismo democratico e cattolico, per cui insomma il male c'è, però si può sempre emendare, si può sempre perdonare. Queste qua non emendano niente, sono nate così, fino all'ultimo respiro sono votate al male. Ecco perché sono delle streghe, cioè non possono queste qua. Sono uscite da galera dopo 10 anni, hanno ricominciato peggio di prima. Quindi hanno messo in piedi tutto sto giro di traffici con la mala albanese, c'era questo locale, sta gintoneria, dove si delinqueva a cielo aperto, cioè gli inquirenti sono stati 4-5 anni, ma gli bastava solo... Tutti sapevano, dici tu giustamente, no? Ma sì, lo sapevo io che abito non a Milano, lo sapevano tutti, la gente ci andava per quello. Gli investigatori, a parte ricostruire un po' di conti, pare che queste qua fossero andate in Albania con 80 milioni in contanti, delle robe anche surreali. Cioè, bastava vedere i post che faceva questo scemo qua su Instagram, pippate, puttane, proprio la mala vita anche più imbarazzante, più sbracata, e basta. Già ogni tanto lo chiudevano sto locale qua. Ogni tanto arrivava il questore e faceva un'ordinanza. Adesso l'hanno chiuso del tutto, però si sapeva, lo sapevano tutti, era di dominio. E il Corriere della Sera vorrei capire come ha fatto a tirargli la volata, glissando, a fare proprio un'operazione di marchette, di pubblicità. Sì. Allora, dov'è adesso l'ordine? Voglio vedere se interviene. Sì, tra l'altro a proposito di cose di successo, anche la serie che avevano fatto su Vanna Marchi su Netflix è stata una serie di successo, no? E sì, come tu scrivi era stata programmata anche una seconda stagione, a sto punto sarà un po' difficile, però insomma anche quello è una spia interessante, no? Che il fatto che agli italiani piacciono si vede soggetti che di questo tipo. Qua, sì. Gli piace questa roba qui tra l'esoterico e il mitologico e si identificano in due avanzi di galera. Ora, vabbè, la vecchia, la Vanna in questo caso non è entrata nelle indagini, almeno per il momento, però sapeva tutto e gioiva completamente. Allora, questo è un paese in cui due tipi che hanno truffato migliaia e migliaia di persone, ma in modo anche feroce, cioè li hanno rovinati completamente. All'insegna i coglioni si inculano, cioè le persone poco intelligenti, poco razionali. È una frase loro, precisiamolo per chi non lo sapesse. È una massima di vita. Se tu vedi il documentario su Netflix, c'è proprio la massima di vita è quella lì. Escono dopo 10 anni e ricominciano tal quale, ricominciano sempre nella malavita, nei giri loschi, per cui questi qua non possono pentirsi. Noi veniamo da questa tradizione democratica garantista che vabbè sarà anche una bella cosa, sarà anche il migliore dei mali, però è chiaro che
là dove nelle dittature le scorie come queste qua le fa fuori. Noi invece nella tradizione garantista li tiriamo sempre dentro, li riabilitiamo e questi ricominciano da capo. Tra l'altro tu racconti in fine dell'articolo su ilgiornaleditalia.it che a un certo punto Stefania, la figlia di Vanna Marchi, ti ha anche minacciato in maniera molto esplicita. Sì, perché io sono anni che batto su sta roba qua, ma dico, ma ste due come fanno a tornare sempre come la Fenice dalle ceneri maravigliose? Allora, ma aveva scritto in privato, dice, ti vengo a prendere, ti sappiamo noi come sistemarti. E lì mi ero preoccupato un po', perché sapevo cosa c'era lì intorno, diciamo. Sì, quindi dico, cazzo, perché sai, se questa è malavita vera, non è che, quindi... Ecco, appunto, che tipo di roba è quell'ambientino lì, secondo te? Cosa rappresenta, diciamo, appunto? Perché hai detto malavita vera? Ma perché, insomma, queste qua che andavano a riciclare i soldi in Albania, c'è poco da immaginare. Poi oggi ha fatto un bell'articolo Borgonovo così sulla fine dei tempi, per cui c'è l'avidità, no? Anche stupida, che si compiace di sé, tagliano la testa alle bottiglie da migliaia di euro col coltello, si pippano davanti a tutti, si infilano le bottiglie in gola o dappertutto. C'è una malavita che purtroppo è una malavita anche organizzata, dove però purtroppo faceva riferimento anche la politica. Queste lo dicono nelle intercettazioni. C'era il sindaco tale, c'era il personaggio tale, c'era il professionista, come sempre succede, e c'era anche qualche influencer che aveva la cocaina rosa gratis, perché evidentemente faceva immagine e portava. Io qualche idea su chi sia questa qui ce l'ho, anche vedendo le iniziali. Forse bisognerebbe chiedere a Cruciani, se certa gente la ospita, la conosce, non lo so, il mio amico Cruciani. Però io me la sono fatta qualche idea. Allora c'era tutto quel milieu lì, no? Lurido. E questi qua, davanti a tutti, c'era la figlia che diceva prima o poi ci finiamo tutti in galera, perché lo sapeva. E infatti sono finiti agli arresti domiciliari, perché noi siamo garantisti. Io vorrei capire... Certo. Cioè, sta gente ha rovinato veramente centinaia di famiglie, migliaia. Sono sempre in giro, sono sempre in auge queste qua. Su il giornale d'Italia.it, Max, c'è invece un altro articolo che ci richiama una figura del tutto diversa da quelle di cui abbiamo parlato adesso. Tu ti sei occupato anche della scomparsa di Eleonora Giorgi, che tutti ricordiamo, e ne hai sottolineato alcuni aspetti molto positivi dal tuo punto di vista. Peraltro, in relazione al fatto che c'è un problema più generale, si continua a morire, come si suol dire, all'improvviso, continuano le morti improvvise, ma nessuno ne parla e a nessuno sembra una cosa strana. Ogni giorno il macabro conteggio ci parla di morti post-vaccinali, che di improvviso hanno ben poco a questo punto, no? Perché sono tutte morti annunciate, come tu sottolinei. Ma volevo partire dal tuo ricordo di Eleonora Giorgi, perché tra tutte le varie tantissime cose che in verità sono state dette, scritte, illustrate in TV in questi giorni a proposito della scomparsa di Eleonora Giorgi, il tuo articolo ne illustra qualcuna diversa, mi sembra, no? Chi era per te Eleonora Giorgi e perché l'hai vissuta in una maniera anche molto personale, molto intima? Ma era perché c'era un margine di personale, nel senso che era una persona con la quale ho condiviso la malattia, che siamo scoperti malati più o meno nello stesso periodo, a finire del 2023, e io ho seguito tutto il suo decorso coraggioso, dignitoso, mai una parola sbagliata, mai una parola di odio. Mi ha colpito molto questa cosa qua. E si sapeva come sarebbe andata a finire, lei non si è mai arresa e neanche si è mai impianta addosso. Ha smesso di non vivere, scrivi tu. Sì, non è una vita questa qui, non è una vita. E adesso sta uscendo un libro di un sociologo, un filosofo, Bruckner, che dice povero me, cioè parla della questa tendenza che abbiamo nel consumismo post-liberista, per cui ecco, si mette a frutto il vittimismo. Il vittimismo è una nuova ideologia, no? Tutti, anche i privilegiati, i ricchi, guarda Sanremo, i cantanti, gli attori si piangono addosso perché devono investire nei loro guai, nelle loro disgrazie vere, presunte, nelle loro depressioni. Questa qui è una che ha avuto una dignità incredibile.
e moriva giorno per giorno. E poi è capitato, una volta mi sono trovato un'interazione con lei, non mi ricordo adesso se era un abbraccio, io lì ho capito che voleva dire siamo nella stessa barca, perché evidentemente anche lei sapeva che anch'io avevo un cancro, e c'è stato come un gesto molto, molto discreto di dare coraggio, di infondere coraggio, di infondere anche una sorta di confidenza che mi ha colpito. C'è questa cosa brutta per cui vabbè, questa qui era una diva, ma era fuori dai giochi, però era una diva del passato recente, no? Con cui siamo cresciuti, i film di Verdone, film con Pozzetto. È strano e tragico a un certo punto ritrovarti con qualche connessione con questa qua, con una persona così, sulla base di una malattia che condividevamo, una malattia che io insisto, io non so come si possa ancora registrare poi c'è 50 al giorno, 100 volte al giorno, che è tutto normale. Cioè non... Poi c'è questo aspetto che tu sottolinei, che diventa anche un ragionamento politico, no? Perché tu scrivi chiaramente questo, insomma, il fatto di essere immobili anche su questa questione, come su tante altre dal tuo punto di vista, significa che non stiamo percorrendo la strada giusta da un punto di vista anche politico, perché la commissione Covid cosa sta producendo? Sta producendo le frasi del suo presidente, tu lo ricordi, no? Il meloniano onorevole Lisei. Sì. Qui se ne vedono di tutti i colori, ha detto ma nessuno parla, che è inquietante, detto dal presidente della commissione d'inchiesta Covid. Cioè, quella è proprio la dimostrazione dell'impotenza totale. Chi è che deve parlare? Cioè, certo che se tu fai il presidente fantoccio e comanda la Ronzulli, c'è poco da fare, andiamo tutti a casa. Cosa hanno fatto a fare questa commissione? Non so io per cosa. Perché alla fine è tutto un abbracciamoci e si passa in cavalleria. Non la supporta nessuno questa commissione, ma neanche la Meloni. Comandano quelli di prima, comanda il PD, infatti gli hanno detto stai attento che ti facciamo fuori. PD, Forza Italia, diciamo, questo è l'asse che regge. Sì, perché gli serve questa commissione, gli serve anche a tenere un po' sotto scacco, destabilizzata la Meloni. Cioè, fanno le prove tecniche di nuove alleanze, no? Cazzo, PD e Forza Italia. Berlusconi l'aveva fondata contro la sinistra, questi si alleano e gli dicono stai attento che ti facciamo fuori a te. Allora cosa serve una commissione così? Ecco, però tu dici tutto questo modo di procedere che non riguarda solo la commissione Covid, ricorda molto Aldo Moro, il fatalismo democristiano, no? Siamo in quella condizione lì, secondo te? Ma sì, perché tanto cioè tu vedi che appena uno cerca di, ma poi con tutti i difetti, con tutta l'ambiguità, però appena uno cerca di imprimere una svolta, una manovra, anche quell'equilibrismo, no, estero, come poteva aver fatto Craxi, lo fanno subito fuori. Cioè, vabbè, tu ho capito, rubavano tutti, Tangentopoli, l'hanno fatto fuori. Allora la Meloni, che è una che vuol durare, ha capito che deve mettersi in scia a quel provvidenzialismo fatalistico di Moro, no? Tanto dice il peggio non lo si può eliminare. Noi non contiamo niente, il paese è allo sfascio, perché il paese è perennemente allo sfascio, andiamo avanti così nel provvidenzialismo della DC che rappresenta il Padre Eterno, no? Il fatalismo cristiano. Faceva così Moro, che stava con tutti. Moro stava con tutti e l'hanno fatto fuori. A Meloni non la faranno fuori, ma sta con tutti anche lei. Sta con Trump, sta con la von der Leyen. Ho capito, questa qui che adesso arriva fuori e dice facciamo 800 nuovi miliardi di debito per fare il riarmo dopo 70 anni. Facciamo il riarmo perché non ci basta più stare sotto l'ombrello americano. Arriva Putin della Val d'Aosta. La Meloni sta con lei e sta contemporaneamente con Trump che sta praticamente demolendo questa Unione Europea truffaldina. È una politica estera che non esiste. Ecco, su questo punto tu hai fatto, e qui andiamo al tuo blog, il faro di Max del Papa, appunto altervista.org, su questo punto hai fatto un articolo, anche questo molto recente, dell'altro giorno, a proposito, intitolato La perennità di Yalta, no? Con la foto di Churchill, Roosevelt e Stalin, nell'immediato secondo dopoguerra. Una Yalta che però non c'è più. Parti proprio dal tema delle tasse per il riarmo. Abbiamo letto tutti di questa cifra di 800 miliardi da investire nella difesa. Partiamo da lì, perché giustamente tu dici sono
abbiamo passato decenni, diciamo così, a ipotizzare qualcosa che non c'è mai stato, dovremmo realizzarlo adesso sotto poi l'urgenza di che cosa? Del pericolo putiniano. Anche su quello tu mi sembra sei molto smaliziato, perché adesso ci dicono che Putin potrebbe fare di noi quello che ha fatto dell'Ucraina, invaderci. Ma secondo quello che tu ritieni mi sembra... Moldavia, non l'Italia. Questa qui mi sembra, diciamo, tu anzi lo definisci questo pericolo uno spauracchio che servirà per nuove gigantesche corruttele. Certo. Come fai a invadere l'Europa, a invadere l'Italia? Cioè, l'America lo rade al suolo immediatamente, neanche la Cina lo tiene. Cioè, questi qua hanno bisogno di un mercato economico finanziario europeo. Lui va a invadere le parti che può, perché vuole rifare la Russia imperiale. Però adesso che si presenti la von der Leyen e dirà abbiamo paura di Putin, ma ci avete fatto lingua in bocca fino a ieri. Sono 3 anni che gli fate delle sanzioni ridicole che mai applicate perché avete bisogno del suo gas. Arriva lì e dice adesso c'è Putin che ci invade tutti, 800 miliardi, perché? Lei non ha problemi a dire perché i vaccini sono finiti, l'auto elettrica non va e allora andiamo sulle armi, che è sempre un... Torniamo sull'usato sicuro, diciamo, le armi, l'armamento. Ma poi, cioè, a parte questa cosa qui, ma non è solo un fatto di comprare dei cannoni, cioè li devi coordinare 27 paesi, appunto. Devi fare tutta una struttura burocratica immane, devi fare l'organizzazione, devi fare l'addestramento, devi fare tutto, che vuol dire rifare l'Europa che non hai mai fatto unita in 32 anni, 33 anni. Cioè, sono delle cose queste qua che solo la von der Leyen ha detto no. E poi perché cosa tu dici? No, perché tu dici perché cosa? Per l'Ucraina, e qui diciamo che non è che hai un giudizio molto tenero su Zelensky e sulla politica ucraina. Un paese dal nazionalismo esasperato e irragionevole, tu scrivi, ma noi ricordiamo anche che appunto, per ritornare all'epoca della foto di Yalta con Churchill, Roosevelt e Stalin, in quell'epoca lì, anche nei decenni precedenti alla seconda guerra, in Ucraina c'erano dei tipacci mica da poco. Un eroe nazionale, Stepan Bandera, è un nazista sostanzialmente, no? Adesso io non voglio parlare come Putin, però diciamo quello che è vero è che è un paese dal nazionalismo folle, come tu peraltro scrivi. Nell'attualità si tratta di un nazionalismo che nega ogni trattativa e guidato da un buffone, tu scrivi, che girava nudo con la chitarra addosso e diceva ad ogni occasione dov'è la mia parte. Insomma, Sì. Non è che la pensi tanto diversamente da come l'ha detta Trump allora, no? Ma assolutamente no, perché così Trump sarà anche uno zotico, un esagerato, ma le cose le sa. Le cose stanno così. Cioè questo qui si è arricchito come neanche gli sceicchi con le tangenti di guerra. Vedi, a fare i comici, a fare il grillo da tutte le parti. Ora, io, per carità, all'inizio l'ho anche sostenuta l'idea dell'Ucraina, perché insomma è un paese che è stato invaso, poi si può risalire indietro, però gli accordi del 2014, però il colpo di Stato, però lì si fa come in Palestina, si risale i tempi da... No, fermiamoci all'oggi, perché io vorrei che passasse questo. Non è che dire che Putin è un dittatore, perché è un dittatore, per forza legittima il ruolo di Zelensky. Zelensky è un dittatore in piccolo che se fosse capo della Russia farebbe le stesse cose. Ha messo anche lui in galera gli oppositori, ha totalmente soffocato la democrazia, ha chiuso i partiti di opposizione, sta facendo le stesse cose, no? E io mi sarei anche rotto le balle dopo 3 anni, perché paghiamo tutti, di un paese che pretende sì di salvarsi, ma io non ho mai visto un paese e un presidente con questa protervia. Loro non chiedono, loro pretendono e pretendono sempre di più. In 3 anni la guerra era persa, non hanno fatto che pretendere, hanno escluso ogni trattativa. Su quale base? Slava Ucraina fino all'ultimo uomo. Ma l'ultimo vostro però. Cioè non si capisce perché l'Europa, addirittura gli Stati Uniti, devono metterci dei loro. A me è capitato 2 anni fa, proprio prima di ammalarmi, di andare a cena con un amico che all'epoca aveva una compagna ucraina. Se non si parlava del più del meno, questa qui sembrava proprio quelle che vengono dalle campagne, no? Mastodontica, pareva una badante. Vabbè, non so cosa facessi. Andate a parlare, io a un certo punto dico, però la guerra qui non se ne esce. A un certo punto si dovrà anche trattare, perché non vince in guerra chi ha ragione, vincono i rapporti di forza. In un modo o nell'altro bisognerà farla finire questa guerra, eccetera, eccetera, no? Questa qui è diventata una belva,
oh, noi slavi Ucraina, cioè un altro po' saliva sul tavolo fino all'ultimo uomo, sì, il vostro. Allora noi sappiamo benissimo che in Ucraina arrivano questi qua enormi dell'esercito, prendono la gente, la costringono, cioè la portano via, la arruolano. A me questo l'ha detto gente che stava là, la arruolano, ti vengono a prendere, ti sbattono dentro le forze armate, non puoi dire niente. Allora, fino all'ultimo uomo, io ho detto guarda che secondo me così non ne uscite. La cena è finita lì, questa qui si è irrigidita, un altro po' mi dava del Putin, ha portato via praticamente il suo compagno, che poi era un mio amico di scuola che conosco da 40 anni, e la cosa è finita lì. Però poi le cose sono andate così. Io non ho mai visto che questo qui che ha provocato a questo vertice dove hanno detto che Trump, no, sì, Trump ha reagito come al VAR, però c'è mezz'ora Sì. prima continue provocazioni di quello là. Ecco, ma Quello secondo te era una roba voluta o è stata una stupidata, cioè un errore marchiano da parte di Zelensky? Anche perché poi ha fatto marcia indietro dopo, no? Adesso è pronto a trattare, a tutto e al resto. Quindi, come si spiega? Secondo me no, questo qui, tutte e due, cioè è un cretino che però l'ha voluta fare questa cosa, nel senso che lui si è abituato con quelli di prima, con la von der Leyen, che questi no, vai avanti, non ti preoccupare, noi ti riempiamo di soldi, tu duri, tu resisti. Ha finita la cosa, ha trovato uno più ignorante di lui, gli ha detto adesso tu vai a casa. Ma io sono d'accordo con Trump, perché non è solo il fatto, sì, tu vai a casa e noi ci spartiamo l'Ucraina. Questo può anche essere malvagio, però il fatto è che questo qui deve No, essere poi tra l'altro, se no non la fai la pace. appunto, no, tra l'altro poi il vicepresidente Vance, che è un altro che può stare simpatico, antipatico, qua non stiamo parlando, almeno io sto sforzandomi di evitare le simpatie e le antipatie, perché diventa anche un po' difficile simpatizzare, diciamo così, no? Istintivamente, bisogna cercare di ragionarci un po' sopra. Ma mi sembra che Vance non abbia detto una grossa stupidaggine quando ha fatto notare proprio questo. Noi stavamo parlando di politica e di trattativa. Te mi vieni a dire in maniera insolente che qua la trattativa non si può fare, che dobbiamo andare appunto fino all'ultimo uomo, allora cosa siamo qua a fare? Siamo qua a fare, ha perso 500.000 persone, l'ha lasciate lì a morire. E questo qui è andato a messo a insultare in russo, in slavo, sa cazzo. Allora questi qua gli hanno detto guarda amico, sai tu che hai bisogno di noi la pace la facciamo ma la imponiamo e tu te ne vai. Quello E lì un'altra considerazione, deve essere diciamo, lì. un'altra considerazione molto empirica che ha fatto proprio Vance è questa. Beh, è più, diciamo, è più una garanzia per il futuro e per la pace duratura che noi abbiamo degli interessi sulle terre rare in Ucraina e non invece andare avanti con una guerra insensata. Che può sembrare una roba oscena, ma alla fine ha un suo tasso di pragmatismo, no? A questo punto sì, a questo punto sì, è chiaro che l'America lì fa i suoi interessi e c'ha una logica predatoria, però insomma sta lì a fare le verginelle. Ecco, però c'è chi invece le armi le vuole a tutti i costi, con il vessillo delle bandiere europee, ed è il tuo amico Michele Serra, Max, al quale hai dedicato uno splendido pezzo su nicolaporro.it. Allarmi, siamo europeisti o no? Che ridere, la piazza dell'Unione Europea è già in crisi. Insomma, vogliamo commentare un attimo sta trovata qua? Il compagno rentier, come lo chiami tu, Michele Serra, perché poi c'è anche un bello stuolo di servitori, cos'è, indiani, del terzo mondo. Fa il contadino con i servi indiani, diciamo. Fa il contadino con la servitù etnica, questo qui. Ma non va preso sul serio, cioè è uno di quelli ormai bolliti e ribolliti. Facciamo una bella dunata con le bandiere europee. E con le bandiere europee, sì, e prima a non crederci a lui. Questo è solamente un pretesto solito della sinistra per contarsi, no? Contiamoci. Quanti siamo, quanto siamo belli, noi possiamo sostenere l'Europa perché tanto Per siamo... difendere l'Europa e le armi, Sì, sostanzialmente. ma per me è un vaneggiare da ubriachi questo qua, o da storditi dalla maca, o dai profumi della moglie, che non ho capito bene, commercio in profumi. Cioè è una roba completamente... Sai cos'è? Che certa gente a un certo punto dovrebbe anche un pochino mettersi da parte, come Zelensky. Vabbè, dai, hai fatto cuore, hai fatto i tuoi librettini, hai fatto il tuo umorismo, stai a casa, stai sulla maca. Perché hai fatto il tuo tempo? Perché sei rincoglionito, perché uno che si mette in testa di fare la dunata europea
perché la sinistra deve contare, ma la sinistra un minuto dopo che si è contata comincia a dividersi, a litigarsi, e difatti subito è successo questo, no? Cioè tanto è velleitaria, tanto è così lunare questa proposta di Serra, di Repubblica Così, che prima non crede c'è Zelensky. Gli ha detto no, noi ti difendiamo 800 miliardi, cosa, c'è la tua parte, e lui subito, no, è meglio che sto con Trump, anche se mi ha maltrattato. Ha capito anche lui o gliel'ha fatto capire? Sì, infatti la cosa diciamo quasi grottesca, no? È proprio questa qui, che stiamo parlando di adunate, tutti allarmi, l'Europa, 800 miliardi, il pericolo incombente, perché la von der Leyen ha detto che è un pericolo sconvolgente quello a cui siamo di fronte, e quello là che sarebbe quello che il pericolo l'ha già subito, dice siamo pronti a trattare Zelensky. Gli ha detto no, non mi conviene, cioè i primi a non fidarsi dell'Europa è proprio quelli che ci hanno appunto. Quelli che l'hanno spremuta fino ad ora, no? L'hanno spremuta fino adesso, però quando si tratta di andare al punto, di tirare le somme, non ci credono neanche loro. Vogliamo dirla chiara perché questa cosa di Trump fa tanto imbufalire tutti gli europei? Perché lui, ancora una volta, arriva prima e travolge con mossa bisontesca gli stessi propositi che aveva l'Europa. L'Europa ha tenuto quell'idiota lì, quel tipo lì, 3 anni a fare una guerra che non poteva neanche impattare. Perché? Perché la logica era: più Ucraina si distrugge, più la ricostruiamo noi. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Cari amici, care amiche di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Questo era il periodo in cui nonno mi diceva: Alberto, con fa l'oio bu e il ve a galo, cioè prima diceva l'oio bu ve sempre a galo, cioè l'olio buono viene sempre a galla, e poi diceva gonfa l'oio bu e il ve a galo, cioè abbiamo fatto un olio buono e lo vediamo affiorare. E affiorare cosa vuol dire? Parlare del fior d'olio. Allora io, chiaramente è la solita storia, ve la ripeto da tanti anni, lo so, vi ho rotto anche un po' i marroni, ma va bene, dovete sopportarmi, supporto anch'io tante persone che voi dovete sopportare me. È chiaro che è per coloro il fior d'olio che pensano l'olio extravergine di oliva come un qualcosa che fa la differenza. Se uno pensa ma sono tutti uguali, chi se ne frega, va bene, ma però per coloro che trasformano lo spaghettino del 5 con un po' di pomodoro italiano, un po' di formaggio italiano in un piatto importante, devono usare un olio importante, fa la differenza. Riscoprite i sapori di un tempo con l'olio Acerbis, in modo particolare il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro, di più non posso, non chiedetemi di più, non posso, 78 euro il trasporto, non lo pagate. Acidità bassissima, dolcissimo, straordinario, mettetelo via perché il parentado ve lo ciula, ve lo porta via. Attenti. Come gusto, un gusto molto leggero, molto fruttato. Profumo, vi ricordate quando si andava in Camporella, cioè nel senso col plate, con gli amici, vino bianco, formaggio, salame, e c'era quel profumo di erbe intorno a noi. Ecco, ricorda molto quell'odore. L'erba appena tagliata dopo un temporale, una cosa meravigliosa. Insomma, io non ne ho per tutti, mi dispiace, tanti rimarranno senza. Se volete questa mattina 030 78 40. No, ho sbagliato, ferma. Questa mattina 030 68 40 408 il telefono, 78 euro 4 lattine, oppure ordinate tramite il sito olioacerbis.com. Vabbè, è andata così. Buona mattina, buona informazione. La Meloni ha fatto questo discorso qua, un discorso di un cinismo incredibile, cioè tabula rasa, si rade tutto il suolo, poi andiamo noi con le nostre aziende, ci spartiamo le zone, ci spartiamo gli ambiti e ricostruiamo tutto. Arriva Trump e dice no, prendo tutto io, le terre rare le prendo io. Allora questi qua gli è rimasta qui questa roba, ma non mi si venga a dire che questi pensavano di fare il bene dell'Ucraina, dai. Ecco, in tutto questo diciamo de minimis, il pretore non si curerebbe delle cose minime, però diciamo ha un suo significato che la segretaria del PD Schlein, come tu fai notare, aderisce all'appello del compagno Rantier Michele Serra, salvo poi distaccarsene subito all'insegna del né con Trump, né con Ursula, né con la guerra, né con la pace ingiusta. Interessante, no? Né con l'America, né con l'Ucraina. Niente. Sai qual è la pace giusta? Questa qui è un'altra che non... Anche se tu mi chiedi ma ci è o ci fa? Essendoci ci fa questa qui.
Cioè, è inutile cercare una logica. Non è una politica questa qui, lo sa anche lei. Dice, ma io volevo cantare con Tony F, voglio fare la regista. Cioè, sono persone di un'immaturità clamorosa a 40 anni. Perché? Perché non hanno mai fatto niente, non hanno mai lavorato, non hanno un senso della fatica, dell'impegno. Cioè, per loro la vita è tutta sta roba vaporosa, mettere insieme i vestiti, e poi parlano, no? Si stordiscono. L'altro ieri ha detto che ci voleva un salto quantico, voleva dire un salto qualitativo, un salto quantico. no? Cioè, l'hanno messa questa qui perché il PD, che ormai è dagli anni 70 che il PD è partito della borghesia mercadora e ricca, cioè la crisi del movimento operaio e anche una buona parte del terrorismo, quello secondario, quello violento, non il primario, primigenio delle prime brigate rosse. Il salto di qualità si è avuto quando tutta la parte dei diseredati, degli spostati a sinistra del PC ha capito che il PC e il sindacato non li tutelavano più, li mollavano. Allora questi qua, disperati, incazzati come erano, si sono dati alla guerriglia, alla lotta armata. È da allora che il PD e che la sinistra è un partito di benestanti. E questa qui l'ha presa per ragioni di censo, hanno detto è abbastanza ricca e sfaticata per rappresentarci. Non val nulla, la teniamo lì un po', poi dopo risolviamo. Invece non riescono a mettersi ancora d'accordo, no? Adesso prima è saltato fuori Prodi, adesso hanno tirato fuori ancora D'Alema. Ma D'Alema è uno che, cioè, quando tu vedi il totalitarismo sanitario di Speranza, perché dietro c'è D'Alema. D'Alema è uno che sognerebbe di rifare lo stalinismo così anacronistico e sanitario, ha mandato avanti Speranza. Allora nessuno riesce a mettersi d'accordo e resta lei. Però questa qui è una totalmente in libertà. Appena aderito alla dunata al sabato europeista di Serra, subito si è smarcata, ha detto sì, però no. Con lei Conte, che è un altro bel soggetto, e quelli di Ilaria Salis, quelli sono pacifisti col bastone. e allora questi si contano, poi subito si dividono. Una roba. E Zelensky ha detto no, ma io, cioè l'altro ieri ha detto Trump non lo voglio più sentire, passate 24 ore, no, faccio quello che dice lui. C'aveva ragione Trump. Cioè questa è una cosa clamorosa. L'Unione Europea è talmente implausibile, nessuno la prende sul serio, non si prendono sul serio neanche da soli. Basta, finita. Io spero che crolli definitivamente. Ecco, intanto sul riarmo sto leggendo che perfino una personalità cauta come il nostro ministro dell'economia italiano Giorgetti dice no a un piano di difesa frettoloso e senza logica, no al riarmo europeo, altra cosa sono la difesa e la sicurezza europea, che sono programmi ragionati, investimenti di lungo termine. Non va fatto in fretta e furia tutto questo senza una logica. Per comprare un drone o un missile supersonico non si va al supermercato, dice il nostro ministro dell'economia, ci vogliono investimenti pluriennali, ha detto Giorgetti. Se lo dice Giorgetti vuol dire che la roba proprio non camminerà, mi sembra, visto che di solito è super prudente. Continua invece a supportare von der Leyen, ovviamente l'ex commissario europeo e premier Gentiloni, è un passo nella direzione giusta, eccetera, eccetera. Però sembra di capire che qua non se ne farà comunque nulla, per fortuna, presumo. Ma scusa, che cosa ha mai fatto l'Europa, a parte spremere pacchetti, regolamenti, normative o obblighi divieti? Ha mai fatto niente di concreto. Ma come fai tu a fare un esercito comune europeo con 27 paesi che sono sempre stati divisi su tutto? L'Unione Europea è una disunione, non è mai stata unita in niente, solo nella moneta unica e neanche tutta, cioè nelle operazioni, nelle scorribande finanziarie. Non è unita in niente. Dall'ovest mediterraneo a quello britannico che adesso si è sfilato, a quello della fascia tedesca, dei paesi nordici, al blocco di Visegrad ci sono più differenze che tra America e Russia, cazzo. E questi qua vorrebbero fare in 4 anni. No, questo è, tira fuori 800 miliardi, ha detto la von der Leyen, 800 miliardi li tirate fuori voi, nuove tasse. Però senza sforare i parametri, però stringendo la cinghia. Allora ammazzami, cioè io muoio io piuttosto che fino all'ultimo uomo chi? Noi.
ammazzami, no? Questa è l'ennesima rapina colossale perché questi qua devono mantenersi loro. Ecco, intanto a proposito di Trump c'è una notizia di cui noi stiamo parlando con qualche ora di anticipo rispetto alla messa in onda di stamani, del giovedì. C'è una notizia che riguarda proprio Donald Trump, ma anche un argomento sul quale ti sei speso anche tu, Max, USAID, no? Mi viene da dire che anche negli Stati Uniti la magistratura svolge il suo ruolo, diciamo. Quale te lo lascio dire a te, perché la Corte Suprema ha respinto l'iniziativa di Donald Trump proprio su USAID ha stabilito che devono essere riavviati 2 miliardi di dollari di pagamenti per gli appaltatori che hanno già completato il loro lavoro. 5 voti a favore, 4 contrari. La Corte Suprema ha bocciato la richiesta di Trump di respingere l'ordinanza del Tribunale di prima istanza. Trump aveva deciso di azzerare il 92% dei finanziamenti destinati a USAID, che sarebbe l'agenzia per lo sviluppo, finita nel mirino di Trump, ma anche in questo caso di Elon Musk nella sua veste di tagliaspese, diciamo così. Il taglio a 10.000 progetti avrebbe consentito o consentirebbe di risparmiare 60 miliardi di dollari, che insomma non è proprio poca roba. Che ne dici? Ma secondo me alla fine la spunta Trump, cioè questi qua è chiaro che sono contro questo taglio perché finiscono i finanziamenti anche a loro magistratura per il tramite di tutte le lobby che fanno capo alla galassia dei Dem. Questi qua sono dei corrotti anche loro. L'USAID pagava tutti, magistrati, opinionisti, media, scienziati, insomma. Quindi questi vogliono mantenere quella cornucopia lì. Ma secondo me alla fine la spunta Trump, perché non siamo in Italia lì. Sì, tu dici che farà valere comunque il punto Secondo me sì. politico. L'iniziativa politica, al di là delle... Che gli ignorantoni servono. Noi ci abbiamo sempre sta cosa, noi siamo con tutti, amiamo tutti. Amiamo da Don Sturzo a Don Bosco, da Gandhi a Hitler, noi andiamo d'accordo con tutti. Senti, Max, abbiamo ancora un quarto d'ora circa e io vorrei toccare, meno, anzi un po' meno, una decina di minuti, e io vorrei toccare un altro argomento, perché il bello, tra l'altro, ripeto, per chi frequenta anche la pagina Facebook della radio, sul nostro post di Auto da Fè di oggi, abbiamo anche i link sulle testate per le quali scrivi. Il bello è che appunto ti occupi di cose che da lettore, lo dico, ti fanno capire un po' lo spirito dei tempi in cui si vive, no? Da un semplice fatto di cronaca tu riesci a tirar fuori considerazioni che ci servono anche per capire un po' in che mondo viviamo, in che contesto sociale, culturale e anche politico viviamo. Ora, tu ti sei occupato anche, hai scritto ieri, un articolo su una sigla che, per la verità, mea culpa, io non conoscevo. È una sigla di importazione tedesca in questo caso, no? Sì. Che si pronuncia in italiano Flinta. Che diavolo è, Max? Perché qua ci dicono tutti, ci stanno dicendo tutti che il correttismo, il wok, eccetera, eccetera, sono morti, ma a me mi sembra che stanno in ottima salute ancora. Da noi sì, da noi ancora è duro a morire, altrove forse sì, ma sono processi lunghi. Anche allora, Flinta tradotto dal tedesco sta per come dire, una sintesi di donne, lesbiche, persone intersessuali, non binarie, trans e agender. A proposito di che? Dell'8 marzo. In che senso? Ma proprio queste qui che dicono che sono donne così non vogliono le donne nel corteo. Dell'8 marzo. Categorie qua, sì. Per l'8 marzo le donne femmine no. Non vanno bene, no, ci vogliono solo questi qua, intersex, non binari. Agender non so cosa sia. Agender, cioè privi di genere. Ah, io credevo che fossero, sai, come gli Avengers, quelli dei supereroi della Marvel. C'erano dei supereroi un po' buchi che andavano, pensavo una roba del genere io. Invece no, sono quelli senza sesso. No, ma questi qua io ho fatto una riflessione, cioè se tu leggi come si esprimono. Sì, è bellissimo, posso leggerlo. No? Allora, chi sono? Intanto non ho ben capito. Chi è che propugnerebbe per l'8 marzo questa roba? Le ultra del femminismo, non una di meno, le avanguardie di non una di meno,
che scrivono così, io lo proponiamo perché insomma è interessante. Allora, scrivono fanno queste considerazioni. Abbiamo bisogno di dare un corpo collettivo alle donne, alle soggettività femminilizzate e non conformi, che vivono ogni giorno l'oppressione di genere sui propri corpi, perché mancava da troppo tempo, perché ogni giorno della nostra vita nessun luogo è davvero libero e sicuro per noi. La testa del corteo, che è riservata per i Flinta, le persone Flinta di cui sopra, non è pensata per essere uno spazio più sicuro di altri. Pretendiamo che tutto il corteo lo sia, per questo invitiamo ogni persona presente a essere responsabile della cura delle persone che lo attraversano. Cioè, Questo. noi dobbiamo mantenere questa gente qua. Questi sono quelli che poi magari crescono, dovrebbero prendere in mano questo disgraziato paese, bisogna invece tutelarli da se stessi. Questa è una cosa. Io ho pensato, gente che si esprime così, qui siamo oltre la slide, gente che si esprime così, per me è capace di tutto, anche dell'omicidio, anche della strage, perché non hanno nessuna connessione con la realtà, con la coscienza, niente. Sono ma neanche primordiali. Sono altro che agender, sono un genere tutto a parte, improbabile, non esistono. Come cifra umana non ci sono. Sono una roba, non so, di intelligenza artificiale, non saprei come definirla. So solo che questi qua a me ricordano molto, cioè, se nel tempo del terrorismo, io sono sempre legato a quel periodo lì, le più feroci erano le femministe oltranziste. Erano quelle che ammazzavano con più sadismo e con più piacere. Questi sono ancora più feroci. Quindi io penso che queste qua sono capaci di fare questi, non lo so, con l'asterisco, sono capaci di fare qualunque cosa. Sì, tu ci vedi dentro la violenza qua, l'odio. È una roba di una violenza incredibile, completamente sconclusionata, senza senso, senza significato, senza neanche significante, però latente c'è una violenza incredibile. Ecco, a proposito di violenze e di vandalismi in questo caso, un altro articolo che ho letto con molto profitto, sempre su nicolaporro.it in questo caso, si occupa di un altro tipo di violenti, quelli che appunto imbrattano ultima generazione, prossima generazione, perché come tu scrivi giustamente, era ultima ma è diventata prossima, no? Si sono ribattezzati, avevano così paura erano così sicuri di morire che pensano già alla prossima generazione. Ecco, questi qua hanno imbrattato una roba che non è che sia fantastica, ma comunque il dito di Cattelan che a Milano sta davanti alla sede della Borsa, no? Palazzo Mezzanotte, la sede della Borsa. Sono stati assolti, anche perché il Comune di Milano, l'ottimo Comune di Milano, ha evitato si è costituito parte civile, ma ha evitato di querelarli. Quindi gli ha chiesto 400 euro, capirai. Per questo motivo ha chiesto 400 euro per la ripulitura, ma non si è o perlomeno non li ha querelati e quindi diciamo tutti assolti. Con tanto però di esegeti, perché lo stesso autore dell'opera in questione, il famoso dito medio alzato, no? Quello che molti avranno visto, anche semplicemente in fotografia di Cattelan, lo stesso Cattelan ha detto giusto, corretto. E poi c'è l'altro illustre critico d'arte, il professor Tommaso Montanari, che anche lui ha fatto la consulenza per dire che insomma queste opere sono interattive, sono transitive, nascono per interagire col pubblico, quindi tutto sommato a me mi pare che anche quello che aveva martellato la statua di Michelangelo non aveva sbagliato di grosso, no? Interagiva anche lui in qualche modo. Laszlo Tot, sì, siamo a quel livello lì. Perché non parli tu? No, lì veramente. Anche no, te lo ricordi quello che aveva martellato il Mosè? Tutto sommato aveva una forma di interazione anche lui. Sì, cioè, ma vedi, è come diceva Nietzsche, no? Nulla per allacciarci all'inizio, nulla è reale, tutto è possibile. Cioè, questi qua rendono possibile l'abominio. Cos'è l'opera interattiva? Cioè, non c'è neanche più una pretesa di un costrutto logico. Cioè, basta dire le prime puttanate che vengono in mente, però questo è veramente aprire, dare il viatico, dare la via a qualunque tipo di abominio. Poi la magistratura, in Italia come in America, li assolve. Cioè, qui c'è la soluzione con dei cavilli, con dei pretesti, però qui c'è la consacrazione del reato.
Allora, poi non si è capito, scusami, per quale motivo un comune di Milano si costituisce parte civile, che significa dammi 447 euro perché ti ho pulito io l'opera in questione, ma non ti querelo. E così non c'è azione penale nei confronti di questi perché qui sono sostanzialmente. d'accordo, perché questi sanno chi sono. Guarda che i vari Bill Gates, i vari Soros pagavano quelli lì, e sono gli stessi che poi pagano la comunicazione e la propaganda dei comuni, non solo di Milano, che pagano i giornali. USAID è quella roba lì. Hanno Però se speso io o te facciamo qualcosa di simile, a noi ci bastonano, brutto. Noi sì, perché siamo reazionari, Mm. noi sì. Noi non siamo interattivi, cioè pisciare su una fontana è un'opera interattiva. E allora lì cosa fa la magistratura, che è coinvolta anche lei in questa roba qui? Di fatto consacra l'illiceità virtuosa. Una volta perché i principi, i valori morali che erano sussunti erano apprezzabili, lo dicono loro. Un'altra volta perché c'è il cavillo, un'altra volta perché c'è così l'indulgenza dei falsi buoni valori. Questo qui è paternalismo di Stato che manda soldi questi qua. Poi dopo, se due fantaccini di carabinieri corrono dietro a due maranze che hanno appena fatto una rapina, ti fa impazzire, li mette sotto processo, li vuol mandare in galera perché questi non hanno capito come va. È finito tutto, non c'è più Stato, non c'è più magistratura, non c'è più codice, non c'è più legalità, non c'è più niente. Beh, se posso vandalizzare quello che giustamente tu definisci lo stupido ditone di Catalan, allora posso vandalizzare il Colosseo, l'Arco della Pace, le fontane di Roma, qualsiasi cosa, no? Infatti non pagano mai. Hanno fatto delle cose anche a Venezia, a Rialto, hanno fatto danni per 300-400 mila euro. Chi li paga quelli lì? Loro no. La magistratura non ha mai mandato nessuno a pagare. Quindi la paga la collettività. Ma perché un Soros dovrebbe finanziare quella roba qua? Qual è la finalità secondo te? E perché uno Stato deve tollerare quella roba qua? Anche qui ci sarà una finalità, no? A qual fine? I fini sono quelli che dice lui, eversivi. Cioè ribaltare completamente la logica delle società democratiche post-capitaliste che sono venute fuori dal dopoguerra. Lui lo dice. Quindi paga tutti, finanzia tutti, giornalisti, giornali, media, magistrati, cioè ha pagato loro. Adesso ha smesso di pagarli quelli lì. Ma sai perché? Perché ha detto non comprate niente. Cioè loro aspettavano l'omicidio, la roba. Questi qua in Italia non hanno fatto quasi niente, non li paghiamo più. Ecco, Max, prima di salutarci, abbiamo ancora pochi minuti a dire la verità, pochissimi minuti, ma io volevo toccare un altro tasto sulla scorta di un altro articolo che cito volentieri. Tu l'hai scritto, questo qui, qualche giorno fa, e si trova ancora sul sito di nicolaporro.it. Sei incinta, dimettiti. Ovvero la vicenda di una esponente locale di un piccolo comune della Bergamasca di Treviglio, una consigliera comunale di Fratelli d'Italia, Silvia Colombo, giusto appunto, che tu dici ha detto una ovvietà, cioè se una donna è incinta e fa fatica a lavorare o a fare politica, si dedichi a fare la mamma, una roba simile, insomma. Ecco, il risultato è che questa qui si è dovuta in sostanza dimettere. Il suo partito, Fratelli d'Italia, non l'ha difesa. E questa cosa è abbastanza sorprendente, anzi, più che non difenderla, l'ha sostanzialmente liquidata, no? Per quale motivo? Perché? Perché ha detto una ovvietà totale. E tra l'altro una ovvietà che dovrebbe essere in sintonia con lo spirito di destra, di Fratelli d'Italia, eccetera, o no? Sì, teoricamente sì. Cioè, Teoricamente, ma poi praticamente non è così, e allora qui torniamo al doroteismo, diciamo, sì. di nuovo conio, o no? Io è un pezzo che mi sono convinto che è inutile distinguere, cioè le distinzioni tra destra e sinistra, no, regime e opposizione sono puramente fittizi, sono per i gonzi, per chi va a votare. Cioè noi vediamo tutti i giorni che c'è un blocco di potere unico, che si tratti sui vaccini, che si tratti sulla sanità, che si tratti sull'Europa, dove sono veramente tutti dentro, e la logica è quella lì, cioè la barra morale è il woke.
questi qua di Fratelli d'Italia hanno preso questa che ha detto, praticamente lei ha detto, non si capisce poi a che titolo, perché ogni tanto questi qua, questi piccoli consiglieri potrebbero anche star zitti, perché non interessano a nessuno le loro. Però ha detto, vabbè, se tu sei incinta e sei a rischio di perdere il bambino, così non puoi far tutto, allora invece che il bambino, il feto, sacrifichi la carriera. È una cosa anche normale. Non è così sconvolgente, diciamo, no? Ma no, insomma, ci sembra anche il minimo, no? Di fronte a noi. No, noi siamo per la donna, però siamo anche per la libertà, però siamo per la famiglia, però siamo per la carriera, però siamo per il lavoro, però siamo per sto cazzo. E allora, no, una cacciata, ma cioè, il PD non avrebbe potuto far meglio. La mentalità è quella lì, cioè c'è un blocco unico di potere che si muove e ragiona in base alle stesse logiche, totalmente indistinguibili. Questo ci insegna questa vicenda qua di Treviglio. Ecco, però tu dici, lei si è dimessa, la consigliera comunale, anche abbastanza arrabbiata, no? Con post molto critici, eccetera. Però non sapeva con chi aveva a che fare, tutti domandi giustamente. No, non sapeva, se n'è accorta e adesso vedrai che si butta dall'altra parte. Cioè, questa potrebbe benissimo da domani, da Fratelli d'Italia, potrebbe entrare nel PD o nel partito della Salis, è la stessa roba, cambia niente. Basta essere dentro, no? Basta che Ecco, ci sia posto, come però diceva. nello stesso tempo anche quelli che l'hanno trattata così, quelli di Fratelli d'Italia, tu dici sono come dei pidini qualsiasi anche loro. Sì, la logica è quella lì, sono dei piddini. Quindi Alla fine, in tutta questa marmellata noi siamo lì, diciamo, come l'ultima ruota del carro, i cittadini comuni. ma sì, cioè io continuo a insistere, la Meloni vuole durare. La Meloni fa tutto quello che l'egemonia mentale, l'egemonia moralistica di sinistra le comanda. Lei non si mette contro nessuno, sì, fa qualche TikTok, qualche cosa così con la protervia un po', però è fumo negli occhi. Lei vuole durare, non si mette contro nessuno e soprattutto non si mette contro la sinistra che magari la vuol bruciare, che non la ammetterà mai, non l'accetterà mai. Per il momento la tollera perché fa fare degli affari anche a loro, però nel momento in cui a sinistra trovano uno da rimpiazzare la line, la Meloni salta in 5 minuti, questa è la verità. Intanto, Max, chiudiamo con un lancio di agenzia che ci riporta all'inizio della nostra conversazione. Il capo della CIA statunitense ha confermato lo stop delle armi all'Ucraina e Zelensky gli ha subito risposto: presto, prestissimo, pronto il piano di pace. Niente male, vero? E questo è passato da dove è la mia parte, ha capito che la parte non c'è più, allora facciamo la pace. Ecco, arriva subito la pace, con tanto scorno evidentemente dei von der Leyani di tutta Europa e del nostro paese. Povero Zelensky, come l'ha trattato male Trump. Lui è stato il primo, sono d'accordo. Ci ha Sì, provato. è finita, sta finendo così. Allora io ringrazio Max del Papa per questa nostra conversazione che, lo ripeto, a beneficio di chi ci sta ascoltando giovedì mattina, non è in diretta, l'abbiamo registrata poche ore fa. Max, intanto grazie davvero e la prossima settimana ci ribecchiamo totalmente live. In diretta con gli ascoltatori. Con le telefonate che in questa occasione ci sono mancate. Grazie a Max del Papa e un saluto a tutti. Un saluto a tutti. Avete ascoltato